Buonasera ragazzi, stasera voglio parlare dell'idolatria. Come ben tutti sappiamo, nella Bibbia è vietato l'idolatria, cioè pregare oggetti, diciamo, che rappresentano le Madonne, i santi. Diciamo che giustamente molti dicono che non bisogna pregare una statua. C'è anche scritto nella Bibbia, in effetti, non fare immagine o somiglianza nei cieli e né terra. Quindi anche Dio dice che non bisogna fare l'idolatria, cioè adorare un'altra cosa che non sia il Figlio, il Padre, diciamo, lo Spirito Santo. Quindi diciamo che in effetti sarebbe stesso dalla Bibbia è vietato. Secondo voi cosa ne pensate voi? Se qualcuno può rispondermi, mi risponde sotto qui a questo video, così facciamo una diretta, diciamo, live. So che l'argomento sicuramente colpirà tutti perché lo so che tutti quanti sono cattolici, quindi ci credono, però molti di voi credono anche che è giusto pregare, diciamo, per Pio, Sant'Antonio, questi sono esempi che faccio. La Madonna, vabbè, la Madonna, la mamma di Dio, è anche secondo me accettabile di pregare, però giustamente se io posso pregare, diciamo, per un mio, come si deve dire, diciamo la mattina la persona si alza e dice Padre Pio fammi stare bene, poi Padre Pio dovrebbe prendere diciamo, questa preghiera di questo cattolico, portarla a Dio, poi Dio dare a lui la forza di fare il miracolo. Allora dico io, no? Se io posso parlare direttamente con Dio, perché dovrei trovare, diciamo, un'altra via per accedere a Dio, quando ho la via giusta per andarci direttamente io? Poi a parte questo, che come la penso io, diciamo, ma che scopo terribile, cioè è scritto nella Bibbia in effetti che non bisogna aver Dio fuori di me, cioè l'ha detto lui, non è che l'abbiamo detto noi. Poi giustamente noi siamo abituati, anche io, Padre Pio, vabbè, diciamo l'ho pregato, no? Non si mette in dubbio, Madonna mia fammi stare bene, queste cose qui. Perché allora mettere nella Bibbia non avrai Dio all'infuori di me, non farti sculture, immagine di quello che sta nei cieli e in terra, cioè significa, scultura significa non fare idolatria. Quindi Dio stesso ammette che è un Dio geloso, diciamo. Volevo sapere voi che cosa ne pensate perché so che siete tutti quanti molto cattolici rispetto a me, molte persone di voi vanno in chiesa, lo so, siete molto bravi, diciamo, conoscete le cose, quindi io volevo la vostra opinione. Di cosa pensate sull'idolatria? È giusta o è sbagliata? E perché sia giusta oppure perché sia sbagliata? Cioè io voglio dire eh, una preghiera, voglio stare bene. Perché la devo fare a un santo e non posso farla direttamente a Dio, a Gesù? Sì, Elisa, ma io quello dico, io non è, diciamo, se io devo chiedere una grazia, perché devo dire, ma non per i santi, io lo ripeto, i santi e le Madonne sono oh, strumenti di Dio, questo non si mette in dubbio, guarda, sono persone di Dio, però secondo il mio lato di vista non vanno pregati, vanno sì, eh, come devo dire, rispetto a che vanno pregati in una certa maniera, vanno venerati, che è diverso. Cioè, qua dimentica del famoso trio, come lo chiamo io, cioè
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè, io perché la mattina dovrei dire Padre Pio, Sant'Antonio, oh, Madonna mia, fammi stare bene, tipo del sud. Quando poi io potrei dire Dio, io, mamma mia, fammi stare bene stamattina, oppure pregare Gesù che tramite suo Padre mi... Parliamoci chiaro, le chiese sono piene di Madonna e Santi, tu dove vai vai, ti giri a destra e a sinistra, tu vedi Madonna, Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, che la Chiesa lo dice, diciamo che la Bibbia lo dice chiaramente, che non fate immagine o sculture, né di quello che sta in cielo né di quello che sta in terra. Non è che l'ho detto io, e io non è che io giustamente posso dire perché tu puoi pregare a chi vuoi, a me non importa più di tanto. Questo è solo un, diciamo, un sondaggio per capire uno cosa ne pensa, perché giustamente dire perché tu preghi i santi quando tu puoi pregare a Gesù direttamente? Perché allora la Madonna non si mette in dubbio, è sicuramente la mamma di Dio, la mamma di Gesù, voglio dire, una figura, no purtroppo, è una figura, diciamo, molto importante, però se fosse stato così, nella Bibbia ci sarebbe menzionato di pregare i santi o lo stesso la Madonna. Facciamoci caso, già San Giuseppe non viene più pregato più di tanto, perché pure io dal mio punto di vista, Giuseppe sarebbe il papà di Gesù. Però io pure sbagliando, no? Che a volte ho pregato Padre Pio e la Madonna, non ho mai pensato a Giuseppe, la verità, diciamo la figura paterna. Se ho pregato qualche volta a qualche santo è stato Padre Pio, oppure sono stato a San Gerardo perché sta qui, diciamo, a Salerno, e San Gerardo Maiella, sono stato, ma questo qui, diciamo, non credo, diciamo, che bisogna pregare, diciamo, tutti i santi, come pure non credo il fatto che tutte, allora, il problema è che tutte queste Madonne che ci sono nel mondo, partiamo da questo. Sono miliardi e miliardi che entrano, diciamo, nelle casse del Vaticano, chiamiamolo così. Cioè, voglio dire io, allora è una scopo di lucro, eh. Tutti questi santini che vendono, non è che si vendono, i santini quando tu vai in chiesa oppure quando vai a un santo, fai un'offerta a piacere e ti danno questa questa immagine, diciamo. Quindi stesso loro lo fanno. Però anche è vero che sarebbe impossibile togliere oramai tutte le statue e tutte le immagini da tutte le chiese, ma purtroppo l'idolatria è ovunque. Pure qui a casa pure io ho certe figure di Sant'Anna, della Madonna, di Gesù, cioè pure io non mi metto, non mi tolgo da mezzo, eh. Quando poi in casa non bisognerebbe avere nessuna cosa, diciamo, a parte la croce che raffiguri una Madonna, un Padre Pio, un Sant'Antonio, queste cose qui. Pure qui dove abito io hanno fatto una statua di Padre Pio, la gente va vicino a pregare, ma dire che la persona è un santo è una cosa, una persona di Dio, tutto quello che vogliamo dire, ma pregarla è un'altra. Cioè tu veneri una statua, cioè in effetti è questo che voglio dire io. Allora, molti di voi a volte dico, ho fatto un video ultimamente e ho detto che le anime la notte alla controra possono interferire perché il mondo è più sottile. E una signora mi ha risposto, dice no, ma quelle le anime dei morti riposano nel limbo. Quando sarà, diciamo, la fine dei tempi, Dio li risusciterà a chi giustamente toccherà paradiso. Allora, stiamo su un punto qui, no? I santi erano persone normali, come me, come te. Quindi, una volta morti, anche loro ora stanno in un limbo. Non è che loro possono stare con Gesù in cielo.
sono persone, per l'amor di Dio, strumenti di Dio, ma non credo, sono persone normali che sono morti, quindi riposano anche loro in attesa del giudizio di Dio. Almeno io credo che sia così. Una signora l'ha detto, dice no, ma è che guarda che le anime non possono interferire perché le anime, i morti riposano. Allora devo pensare se i morti riposano oppure tutti questi santi che sono morti riposano. Che poi io sta cosa delle Madonne, no? Le donne, c'è tante Madonne arrivano. Non è che io in tutte le chiese dice tu trovi la Madonna, normale, la mamma di Dio, allora dice questa è la Madonna, basta. Dice dalla Madonna nera, la Madonna bebè, cioè, ma quante donne ci stanno? Questo è il problema che io dico. A parte che, ripeto ancora, l'idolatria è condannata dalla Chiesa stessa, anzi non dalla Chiesa, però diciamo dalla Bibbia. Che la Chiesa poi questa vocina dei 10 diciamo, comandamenti ha tolto pure poi, l'ha cambiata, quando poi sta scritto che Dio punirà chiunque aggiunge o toglie qualcosa che lui ha detto a Mosè. E questo penso che lo sappiamo tutti. Lui dice non aggiungere, o togliere, o mettere, o aggiungere qualcosa che io ho detto a Mosè. Quindi se io ti ho detto testuali parole, tu non me le puoi cambiare. Poi nel corso dei secoli, giustamente, le traduzioni l'hanno cambiata, poi la traduzione, l'ultima era non farti immagini e sculture perché io sono un Dio geloso, l'hanno pure cambiata questa qua. Cioè allora che vogliamo di più? Comunque lasciami un tuo commento sul video per sapere cosa ne pensi tu. Idolatria. Secondo te è giusto pregare un santo o la Madonna, pur sapendo che la stessa Bibbia dice il contrario? E se sì, perché? Mi dici perché? Dice no, i santi vanno pregati perché così così. Una spiegazione breve, non una cosa chissà che. Io ad esempio dico l'ho pregato, non lo metto in dubbio perché mentirei a me stesso, io non lo faccio questo. Però secondo me rivolgersi ai santi è una cosa, pagarli ne è un'altra. Cioè io passo dal Padre Pio, Sant'Antonio, sono persone speciali che hanno aiutato. Posso dire Sant'Antonio tutto bene, come state, come non state, però se io devo avere una grazia, una cosa, io devo rivolgermi a Dio, al Padre, al Figlio, al Spirito Santo. Posso sì parlare a queste persone, volendo pure, ma non venerarle come Dio. Perché qui la mattina oramai la gente si alza, ma io, pure io ne sono la prova, non la prova, ho visto gente che ho lavorato, che la mattina si facevano il segno della croce e poi dicevano Padre mio, Padre Pio fammi stare buono oggi, fammi stare bene, oppure Madonna mia fammi stare bene, ma scusami una cosa, ma non va prima a dire Dio mio, Padre Gesù Cristo mio, oggi fammi stare bene? Allora qui scatta la cosa che la gente dimentica del padre e del figlio. Ma questa non è una colpa della Chiesa, questa è una colpa nostra. Perché io ho parlato con il prete di qua, diciamo, dove abito io, e quello dice è vero quello che tu dici, che diciamo, non vanno pregati i santi e le madonne e tutto il resto va pregato solo Dio e Figlio dello Spirito Santo. Per quanto riguarda le statue, dice nei secoli purtroppo si è portata questa tradizione avanti, non si possono togliere tutte queste statue dalle chiese o il Vaticano non lo permetterebbe mai, stesso un prete me l'ha detto, non io, però dice il fatto che l'idolatria è una cosa diciamo, della persona che è fanatica. Dice oramai il fanatismo ha colpito le persone perché loro si scordano di Gesù, di Dio e pregano i santi e le Madonne.
Quindi dice il prete, attenzione, è l'uomo che fa lo sbaglio, non la Bibbia o la Chiesa, perché sulla Bibbia sta scritto. Loro dicono, vabbè, ci sono le statue della Madonna di Padre Pio nelle chiese, dice sì. Sì, è una frase, sì, il discorso è questo, che io dico, il prete stesso mi ha detto che la gente che sbaglia, i santi non vanno venerati o le Madonne. Diciamo che è una nostra cosa che ci siamo fissati, che dobbiamo avere, come dice il prete, un oggetto a cui rivolgersi, capì? Tu c'hai questa strada di Padre Pio in corridoio e vai vicino, è come se tu parlassi con qualcuno, no? Allora questo è come dice lui, è paganesimo. Pure i pagani all'epoca avevano una scultura e ci parlavano. Quella era il paganesimo in effetti. Pregare un oggetto, loro si pensavano che il sole era un dio. E non è colpa, diciamo, della Chiesa, è colpa dell'uomo che si deve, come devo dire, deve avere un oggetto sacro a cui pregare e dire fammi stare bene. Devi farti un'immagine, fare una foto, oppure un'immagine del padre, del figlio, perché tu non sai Gesù, neanche, diciamo, anche Gesù in effetti dicono che non sappiamo com'era, perché non ci sono foto all'epoca, oppure quadri originali che mostrano il vero volto di Gesù, cioè anche questo qui che mo stai guardando non è Gesù in realtà, è una raffigurazione, non sappiamo se è così veramente, cioè andiamo per un'idea, ma più o meno di una descrizione che è stata portata nei secoli, ma il vero volto non l'ha mai visto nessuno. Aveva la barba, aveva cose, questo ci sta solo che sta scritto i capelli lunghi, la barba, ma ci sta una piccola descrizione e poi in base a questa descrizione è stato fatto poi Gesù. Però in effetti nessuno sa il viso di Gesù. Quindi anche una foto di Gesù sarebbe sbagliata, ma togliamo che Gesù, vabbè, la mettere, però i santi e le Madonne, che poi non è che qua ci sta una Madonna, qua ce ne stanno a centinaia, la Madonna nera. Ciao De Golden, ci stanno tante Madonne. Cioè, ma dico io, ma la Madonna è una sola. Invece qua le Madonne, quando vai a qualche parte, Madonna di Meggiugorio, la Madonna di Lourdes, è abbastanza bene, il mal di Mola è passata abbastanza, diciamo 2 giorni l'ho vista quasi nera. La faccia è un po' ancora gonfia, però riesco a parlare abbastanza bene bene. Come mi passa tutto il gonfiore, dentista, corro proprio di corso. Io ho paura del dentista, ma stavolta ci devo andare per forza. Ho paura che mi viene un'altra volta e no, no, non ce la faccio. Quindi, come dicevo, ragazzi, è l'uomo che sbaglia a pregare i santi. Anche il prete mo venne a benedire la casa e io faccio sempre domande, sai, un po' curiose. Dico, ma perché così? Perché così? Come pure la domanda che gli poni, scusatemi, Don Marco, no, dico, se Dio è onnisciente, no? Allora la domanda è una cosa che mi viene perché io sono curioso proprio di mio, anche se mi affascina sempre queste cose a me. Se Dio è onnisciente, no? Fino a qua ci siamo. Quindi sa presente, passato e futuro. Mo quando ha creato il diavolo, Lucifero, cioè che poi Lucifero in effetti era un angelo bellissimo. La gente a volte si pensa che il diavolo ha le corna, c'ha le cose, non ha capito che il diavolo è bellissimo, non è brutto. È malefico, questo, ma non è brutto. Partiamo da questo. È un essere di luce. Quindi a volte io posso pensare che tutti questi miracoli che avvengono siano opera sua, perché non dimentichiamoci che quello non è un come si viene descritto dalla, come si chiama, da Dante con le corna, no, no, sbagliamo su questo.
era l'angelo, diciamo, l'angelo, il secondo, dopo Dio e Gesù veniva lui, cioè lui era l'angelo di Dio più fidato, più bello di tutto. Poi lui ha sbagliato perché voleva mettersi a posto di Dio. Sì, sì, ma quello lo dice che è un Dio geloso, quello lo dice proprio nella Bibbia, non è che l'abbiamo detto io o tu. E quindi Lucifero è un essere di luce. Quindi tutti quei miracoli che possono avvenire nel mondo, io posso pure pensare che sia opera sua, gli ho detto al prete, al mio parroco, diciamo. E lui sa, non ha saputo tanto rispondermi a volo, perché ho detto se Dio è onnisciente, sapeva che creando Lucifero si sarebbe ribellato a lui, sapeva già la storia come andava. E lui giustamente mi ridice: no, ma quello Dio ha dato il libero arbitrio. D'accordo, dico io, lo so che puoi scegliere la via del bene e del male, lui non ti obbliga, lo so pure io. Però è pur vero che lui sapeva che, diciamo, pure questo video che sto facendo, lui sapeva che io l'avrei fatto perché è onnisciente. Quindi, perciò dico allora, certe volte, sai, i discorsi sulla Bibbia sarebbero, secondo me, immensi. Secondo me ci vorrebbe un anno intero, forse non ce la faremo a fare la diretta. Però il fatto dell'idolatria è una cosa che non ho scritto io, non ho scritto, ha scritto Dio. Lui è un Dio geloso, vuole che si viene pregato solo a lui, quindi sono strumenti di Dio, come sempre dico, persone speciali. Non si mette a dire Padre Pio è stata una persona specialissima. Io l'ho visto nel film, tutto, perché a me Padre Pio è una cosa che mi tira, non faccio, posso pure sbagliare, per l'amor di Dio, però la Bibbia condanna questa cosa. Se l'avevo sbagliato tutti i giorni, io non prego Padre Pio, lo faccio qualche volta, però il 98-99% della mia preghiera è solamente a Dio e Gesù. E difficilmente io prego, mi alzo e dico Padre Pio fammi stare bene. No, io mi alzo e dico mi faccio il segno della croce. Premetto che non vado in chiesa, vado poche volte, non sono un santo, quindi premetto da questo. Però quando la sera mi vado a dormire faccio sempre la mia preghiera, prego sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sempre. Poi qualche volta capita che dopo aver pregato Dio e Gesù dico Padre Pio fammi stare bene così e così. Ma finisce, però prima viene il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, poi mi rivolgo a un santo, diciamo un santo particolare. Io ad esempio il Padre Pio, la Madonna mia fammi stare bene, però ho pregato prima il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi non chiedo la grazia al Padre Pio, cose. Io dico Padre Pio aiutami, fammi stare bene, attraverso Gesù che già ho pregato, cioè è una cosa indiretta, invece la gente è una cosa diretta, si alza e dice Padre Pio fammi stare bene, Madonna mia fammi stare bene, una cosa diretta, cioè non è che ha pregato prima Dio, Gesù, diciamo lo Spirito Santo, loro vanno direttamente, dimenticano, allora la cosa che dice il prete, su questa cosa è d'accordo con me, le persone sono fanatici e sbagliano, diciamo, rivolgendosi direttamente ai santi e non al padre e al figlio. Cioè, non è la colpa della Chiesa, ti ricorda, dice Giuseppe, è la colpa dell'uomo che è fanatico, che deve avere un oggetto a cui rivolgersi. Cioè, hanno questa, già immagino io, la cornice di Padre Pio, una bella foto, vanno vicino, si fanno il segno della croce e ci parlano come sto facendo io ora, Padre Pio fammi stare bene, se mi fai la grazia ti porto in cielo a Pietracina dove sei il parroco, se Sant'Antonio verrò a Sant'Antonio a Padova a portarvi il cielo, comunque diciamo un oggetto, qualche cosa, cioè questo è paganesimo, cioè più chiaro di così, cioè, cosa tu
vai a accendere un cero a Padre Pio, ma non per il santo, ripeto, se hai una grazia, diciamo, se una cosa ti va bene, dici che è stato lui, e vai a accendere il cielo a Padre Pio. Non è per il cielo a Padre Pio. Il problema è che ti sei dimenticato di Dio, di Gesù. Allora dai, non diamo la colpa alla Chiesa, non diamo anche, diamo la colpa a noi stessi, in effetti, che al finale siamo noi che sbagliamo. Poi vogliamo dare la colpa alla Chiesa è così, così. Sì, ma vedi che ci sta scritto, se la Bibbia tu non la leggi, mica è colpa del prete. Che poi ricordiamo che i preti sono persone come noi, eh. Difatti qualcuno dice i preti così, i preti così, sì, ma quelli sono persone, ma anche il Papa è una persona normale, ragazzi. Quindi partiamo da questo. La Bibbia sta scritta questo, quindi rispetta quello che fa la Bibbia. La Chiesa è stata inventata dagli uomini, non lo dimentichiamo mai. Cioè, dice no, beh, cioè, è stata inventata da Dio. Sì, la Chiesa originale è stata inventata da Dio, non si mette in dubbio. Però quello che è stato portato avanti nei secoli è opera dell'uomo. Tutte queste Madonne messe in chiesa, tutti questi santi messi in chiesa, l'ha messo l'uomo, non l'ha messo Dio, eh. Partiamo da questo. E tutti i monumenti che ci sono in Italia e nel mondo, di chiese, dove ci stanno milioni e milioni di statue di vari santi e Madonne, non l'ha messo Dio lì. Dio non ti ha detto nella Bibbia, non sta scritto in nessuna parte, fai quattro mura, poi metti il crocifisso, fai così e fai, non l'ha detto a nessuno. Gesù disse andate nel mondo a portare la mia, diciamo, la mia notizia, diciamo, che diciamo, come si chiamavano, i profeti, diciamo, gli apostoli, dovevano andare per il mondo a portare la mia parola. Non ha detto ragazzi, domani mattina quando sono morto io, fate un castello qua, mettete Madonna e croce e pregate, portate tutta questa gente a pregare, no? Perché la vera chiesa di Dio era la gente, gli apostoli che andavano a piedi per le città, per i paesi, a portare, diciamo, la notizia di Gesù. Quindi diciamo che poi hanno incominciato a mettere le chiese in ogni città, quindi è una cosa fatta dall'uomo. Ma in realtà Dio non aveva detto fai la chiesa, perché la chiesa stessa siamo noi. Cioè io non ho, allora io sono sempre dell'idea, a volte come lo dissi a Don Marco, il mio parroco, dico io non ho bisogno di un'istituzione fra me e Dio, perché Dio è ovunque. Cioè, non ho bisogno, cioè Dio sta qui mentre sto parlando con te, ce lo possiamo pregare io e te che stiamo qua in diretta. Cioè, non ci sta bisogno di andare in chiesa a pregarlo, perché Dio è ovunque. Difatti, manca a farlo apposta, ragazzi, come voi sapete, io vedo le notizie, il Vangelo di Giuda, quello che dice che solleva una pietra ti troverai, spezza un pegno di legno e io ci sarò. E lì, in quel Vangelo che sta, perché in quel testo Dio, Gesù Dio, che non ci sta bisogno di una chiesa fatta di legno o di mattoni, perché il regno di Dio è tutto intorno a te, non in templi di pietra o di legno. Solleva una pietra e io ci sarò, pezzo un pezzo di legno e mi troverai. Cioè, che vuol dire queste parole? Mo' quel Vangelo è stato giudicato dagli esperti, da me, originale dell'epoca. Però la Chiesa giustamente non poteva dire questo è originale, perché si sarebbe dato la zappa sui piedi da solo. Diciamo che facciamo le chiese, le buttiamo per terra. Quindi le cose sulla Chiesa sono tante, i misteri, diciamo, la Chiesa non dice tutta la verità. Come pure ultimamente sta girando il fatto che adesso Dio è un alieno, questo biglino che fa traduzioni, che incomincia a dire no, il vero Dio era alieno, Yahweh camminava sulla terra, cioè, poi questo qua farà un altro video su questa situazione che
ultimamente sta andando molto, cioè io come la vedo io, dal mio punto di vista, noi abbiamo sempre condannato il Papa che fosse stato il profeta, diciamo, quello che dovrebbe portare Lucifero alla gloria. Ma secondo me il falso profeta è proprio Biglino, il traduttore di aramaico. Lui sta avendo un buon successo con la gente sta andando molto ai suoi comizi, che poi sono comizi a pagamento, non è che vai a vedere il biglino gratis. E lui dice che da questo Dio, che quando arrivarono gli Elohim, e dice che la parola Elohim non significa Dio, ma significa tante persone, perché a plurale. E poi fa un racconto proprio dettagliato di questo Jehovah, no Jehovah, Yahweh voglio dire, che era una persona normale, che è così, così. Questa è una cosa che poi fare un altro video su questo significato qua di Mauro Beglino, farò qualche altra diretta così. Comunque dico ragazzi, lasciatemi un commento sotto al video, perché è giusto pregare i santi, forse perché no. Giustamente, se no capirò il motivo, però se sì, che dice no, bisogna pregarli, voglio sapere il perché. Cioè, è giusto pregare Sant'Antonio? Dimmi perché così, 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 da un tuo punto di vista, non è che io non condanno nessuno, stesso io ho detto che ho pregato Padre Pio, quindi figurati, non è che... Però, guardando la cosa, ragazzi, come rega, non andrebbero pregati, venerati, cioè, sono persone, ripeto, speciali di Dio, strumenti di Dio, però non vanno venerati. Buonasera a tutti ragazzi, buona cena, è quasi orario, alle 9:30, quindi 21:30 e 28, quindi vi auguro una buona cena e un saluto dal canale di Giuseppe. Ciao a tutti ragazzi.